Una piccola imbarcazione di circa 7 metri è affondata durante la notte in area Sarre italiana. Un peschereccio che era in zona ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo. Un gruppo di sopravvissuti e la salma sono stati immediatamente trasportati sulla motovedetta della Guardia Costiera, che ha portato tutti nell'isola di Lampedusa. Sarebbero circa 20 infatti i migranti che mancano all'appello e la Capitaneria di Porto sta coordinando le ricerche dei dispersi. I sopravvissuti sono per ora 26 uomini, 8 donne e 6 minori e nelle prossime ore verranno sentiti anche dalla squadra mobile di Agrigento nell'hotspot dell'isola. La barca era partita intorno alle 21 da sabato da Sfax in Tunisia. In totale quindi a Lampedusa sono 21 gli sbarchi con l'arrivo di 819 persone nel giro di appena 24 ore. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza faticano a raccogliere tutti gli SOS che arrivano, soccorrere i tanti barchini che vengono segnalati in area Sarre. Iniziata nella tarda mattinata di ieri, si sta registrando dopo 4 giorni di stop dovute alle cattive condizioni del mare. I migranti sbarcati sono stati portati nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove all'alba c'erano circa 1100 ospiti a fronte di poco meno di circa 400 posti disponibili. Intanto 1 migliaio di coperte sono state realizzate a mano e donate per i bambini ospiti del centro accoglienza di Lampedusa. La gara di solidarietà è stata promossa dal progetto Trama Tessuti d'Amore ed è stata accolta dalla cooperativa sociale Badia Grande, che gestisce la struttura. L'iniziativa solidale è nata da un'idea di una donna lombarda, Ornella Pasquinelli, che ha riunito un gruppo di persone accomunate dalla passione per il cucito, il lavoro ai ferri, all'uncinetto e il ricamo. Le prime 40 coperte sono arrivate grazie a un agente della polizia che ha fatto da tramite tra la cooperativa e il progetto stesso.